Bella raga, ciao a tutti, il comandone Veneziano, stagione 90, si va con Alain Prost che deve vendicare due stagioni disastrose, nel senso secondo, uno a pari punti, uno per 9 punti, quindi l'amarezza è tanto per il piccolo francese. Quindi subito pole position, forse devo settare il livello, adesso lo sto cercando di capire, ma penso già adesso vediamo qua in gara, ma dalla prossima già penso di poter andare al livello giusto. Alesi con la tira, il secondo c'è da dire che Phoenix ha piovuto in qualifica un po'. Terzo Ayrton, il 2 volte campione del mondo, poi Minardi, Minardi, Schulze. E poi via via tutti gli altri. Vediamo tra i nuovi, abbiamo qualcuno di importante. Le Ferrari molto bene, direi. Non vedo nessuno di rilevante di nuovo. Quindi ragazzi si parte con Phoenix, Season 90. Ragazzi, inizia il mondiale 90. Prost vuole vincere in Ferrari dopo i 2 anni di Senna strepitosi. Alesi secondo in griglia pazzesco, questo giovane pilota francese vuole dimostrare di essere un grande. Go, go, go. Sovraimpressioni anche un po' aggiornate. Senna vuole il terzo mondial consecutivo. Attenzione, Ayrton subito, Ayrton show. Comunque forse devo aumentare il livello di un'attacca, Attenzione, subito Ayrton si è messo davanti, Alesi non bella partenza, c'è Piquet dietro. Detto che con la pioggia Phoenix non sarà certo una passeggiata. Mi fa strano vedere Ayrton davanti. Ho sempre tenuto io Ayrton nelle prime 2 stagioni 88-89. Non ci credo. P6, errore imperdonabile, ho scritto il ritiro subito. Mamma mia che inizio difficile. Sento che la pioggia a Phoenix però, che sfiga, Inizio non facile per il piccolo Alain. Credo la qualifica è un attacco non asso, ma devo mettere professionista. Ho messo sempre professionista, ma forse era professionista. Adesso vediamo quanto recupero. Tanto fastest di Ayrton. Incidente anche per Donnelly. Incidente per Marion Donnelly. Guarda come piove nella città del sole, cazzo. Beffa atroce al Gran Premio di Phoenix. Vediamo se Elena ha la forza per recuperare. La Ferrari non è la McLaren. Il piccolo Alain. Non so perché ho coniato tanti anni fa questa cosa del piccolo Alain. Sta arrivando Alain, brutto errore, mi ho rischiato il ritiro subito. Pioggia torrenziale a Phoenix. Andiamo Patrese davanti. Senna è già in fuga. In realtà non tanto in fuga. Non ci credo. Mamma mia. Mi è andata di lusso, ragazzi. Abbiamo Berger. Passato alla McLaren. Attenzione, Piquet, scatenato Piquet. Prost, pass test di Alain però. Pass test di Alain, vedi che c'è ritmo. Pass test di Alain. Phoenix è una gara che amo comunque. Ma vedere la pioggia a Phoenix è curioso. Cioè, perché in realtà non è impossibile, ma... Bello vedere Gerhard Berger di McLaren. Tocca Berger che vuole puntare al mondiale.
Guarda Berger, guarda come mi chiude Gerardo. Attenzione, brutto incidente, Alesi probabilmente. Ah, peccato, forse sì, Alesi. Mi dispiace molto per Alesi, porca miseria, Alesi. Incidente di Alesi, spacca tutto. Prost a caccia. Dopo comunque le polemiche anche del mondiale 89, perché Prost ha fatto un errore a Suzuka imperdonabile. Alesi, incidente out of the race. Attenzione, subito il piccolo Len. Smolanel, sì, Smolanel, ciao. Il petit Alain. Siamo a caccia di Piquet. Senna non è lontano, però. Sarà un altro duello Senna-Prost, chissà. Tanto la Benetton sta crescendo. E anche la Williams, anche se oggi si vede un po' meno. Poi c'è questo giovane di belle speranze, Jean Alesi. Attenzione. E Alain si ciuccia. Piquet. E adesso c'è solo Ayrton, The Magic. Mansell, Nigel Mansell è fuori, incidente. Molti incidenti con la pioggia qui a Phoenix. Sì, comunque un livelletto devo aumentarlo. Manca ancora tanto, però siamo neanche a metà gara. Fantastic, Alain, fantastic. Gara difficile. La pioggia non è semplice nel circuito cittadino come Phoenix. Il duello Prost-Senna è incredibile. Ai box Barilla. Nonostante l'errore. Sì, il livello comunque va aumentato. Certo che bisogna vincerla questa, non è facile, basta un attimo per sbagliare. In difficoltà The Magic. Guarda come mi aveva chiuso. Non ci credo. Guardiamo l'incidente. Ecco. Qua va largo Ayrton. Io sono in tre. Guarda, eccolo qua. Questo è il problema. Io sono dritto. Ayrton ha allargato troppo e subito mi chiude. Non ho il tempo di capire. Infatti io provo a girarmi, provo a sterzare un po'. Ce la faccio. E la ruota qua di Ayrton mi colpisce. E dopo succede il patatrack. Questo è quanto, ragazzi. Riguardiamolo se volete, ma non ci sono molti dubbi, purtroppo. Largo Ayrton. Io sono dritto. Già, vedete, sta ruota qua. Sto cercando di sterzare verso destra. Ce la faccio. Sono davanti. Ritorna lui. Poco da dire. Raga, pole di Alesi incredibile. Alesi scatenato questo inizio, Senna secondo, noi addirittura ultimi. Interlagos con la pioggia. Gara favorevole, ma ho sbagliato completamente tutto. Incidente e fuori. Inizio di mondiale veramente complicato. Non è prevista pioggia, da fare un rimontone. Come abbiamo visto nel replay, colpa di Senna. O colpa di Prost o colpa di Senna.
se tutto è iniziato a Monte Carlo con un errore di Senna alla santa revolta, qua però veramente mi ha chiuso a Phoenix in maniera ignobile. Raga, vediamo, farò un miracolo, però partenza oscena, comunque avevo visto dal replay, l'errore di Senna, cioè, mi ha proprio chiuso verso destra, io non potevo fare niente, peccato, perché potevo vincere tranquillamente la gara. Qua Interlagos, pioggia torrenziale, mi sono secondo me timing sbagliato in qualifica, sono entrato con la pioggia battente, danno, ciao. Vai. Possiamo recuperare anche se il livello è tosto. Giacomo ha recuperato bene. Chiaro che Ayrton può scappare via, ma sono tranquillo, la Ferrari comunque è una bella macchina, la sento bene. Attenzione. Molto bene, siamo già ottavi. In partenza si gode sempre. Comunque la rivalità Senna-Prost lì nei campionati comediani è ancora più bella che nella realtà, fiori. Vedo che Interlagos è una gara iper favorevole. Ayrton ha perso la pole contro Alesi, è pazzesco comunque. Finalmente siamo a Inter, mettiamoci anche Lagos. Anche fa specie la prima gara vedere a 0 punti sia Ayrton che Alain, cioè è qualcosa di sublimamente sublime. Sentite ragazzi, che come inventa le parole il cuore non le inventa nessuno. Fastest di Ayrton, fastest di Alain. Abbiamo Alesi, comunque è partito bene in qualifica, certo che in gara ha fatto un bel sciocco anche lui, come si suol dire in gergo tecnico. È uno sciocco. Vediamo se Alain ha la forza di andare a pigliare Ayrton. Perché Alesi credo di sì. Anche Rima. Però una stagione con Alesi potremmo farla per cercare di regalare, cercare di lottare per un titolo, sarebbe bello, vedremo, vedremo. Tanto adesso concentriamoci sulla stagione 90, la stagione di Alain in Ferrari. No, no, vai, vai, vai. Veramente sono bastardoni quest'anno, faccio fatica, raga, faremo fatica. Adesso però me lo dovrei ciucciare. Salutiamo Jean Alesi. Siamo in zona podio. Credo che devo capire anche l'affidabilità delle monoposto, perché soprattutto la Ferrari l'altro anno ha avuto problemi devastanti di affidabilità. Ora c'è un professore. Abbiamo Butzen al secondo posto. Anche la Williams è cresciuta moltissimo dall'altro anno. Benvenuti nella pittoresca Interlagos per il Gran Premio di Egitto. So, scusate ragazzi, un momento di panico. Anche la Williams da pigliare. Due 6 da Butzen, non riesco a recuperare su Butzen. Però è fastest. È fastest di Alain. Certo che Ayrton è veramente in fuga.
Il secondo posto è fattibilissimo, il primo no. Molto vicino a Butzen, siamo quasi al secondo. Attenzione, sotto pressione Butzen da lane. Non siamo neanche a metà gara comunque. Si vede che non ha la McLaren comunque. C'è il recupero, ma... non ho un missile. Ok, Butzen ne ha portata. Butzen ne ha tiro. Ci devo solo perfezionare il sorpasso sulla Williams Renault di Thierry Butzen. Non deve avere fretta lei, il sorpasso c'è già. Non è che Alain sta scappando, cioè che Ayrton sta scappando. Vai, 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 vai. Guarda come se ne va, guarda come se ne va Alain. Bravissimo Alain. Emo c'è solo. Siamo a metà gara e c'è solo Ayrton contro. Ayrton vuole vincere in casa. Ayrton non ha commentato ovviamente l'incidente di Phoenix, ma è abbastanza sotto gli occhi di tutti che ha girato troppo bruscamente verso destra. Ma non ha fatto apposta, possiamo anche non incolpare Ayrton, perché però non si sto rosicchiando qualcosa. No, sto perdendo, Ayrton sembra di un altro pianeta. C'è una yellow flag, yellow flag. Barilla fuori motore. Ayrton vola purtroppo. Vola. 6 secondi e 7. Qua recupero 7 decimi però. C'è un problema, c'è un errore forse di Ayrton. 7 decimi in una curva mi sembra un po' tanto. Ayrton lo vedo vicino adesso però, Forse qualche problema per il brasiliano, chissà. Sei e 1. Diciamo che come sempre non perdere un settore, in questo caso nel terzo. Ci sta provando Petiane Alain. Nella McLaren ne ha di più.
Ed è fastest, però fastest di Alain, ragazzi. Sta dando tutto il francese. La lotta con Senna è meravigliosa. E anche qua guadagniamo molto. Purtroppo ho pagato una qualifica a dir poco oscena. Certo, la qualifica non ci ha aiutato. Mancano pochi giri, però Senna è molto vicino al titolo, alla vittoria. Vola, vola, Len. Modena fuori, ancora Prost. Giro afrodisiaco di Prost. Sto recuperando moltissimo adesso, Altri 5 decimi di mate al brasiliano. Si vede che Interlagos è una gara iper favorevole. Come Phoenix, solo che a Phoenix 0 punti. Per fortuna anche per Ayrton, perché è lui che ha colpito. Ora yellow flag in questo punto. No, errore scandaloso. Brutto errore di Alain. Finita la per vittoria, è finita. Che ciuccione che sono. Sono un fottutissimo ciuccione. Peccato. Ci ho provato, ma un errore mi è costato carissimo. Ho perso 3-4 secondi quasi. Peccato. Un giro e mezzo alla fine. Inizia presto l'ultimo. Ma qua ancora yellow flag. Ma che cacchio? Sta dominando Ayrton. Inizia l'ultimo giro per entrambi. Comunque è incredibile Alesi, un primo, una pole e un secondo posto in 2 gare in qualifica.
Senna ormai è pronto a vincere la gara. Ayrton va a vincere il Gran Premio. Vince Ayrton, fuori Caffi, perdita dell'olio. Prost secondo posto. Va bene così, va bene così, va bene così. Paul di Alain, è pazzesco. Senna è veramente una sfiga con le Paul, cioè tra l'altro anno, incredibile. Paul di Alain, è un bel ritmo qua a Imola. Secondo Senna, terzo Gerardo, poi Thierry Boutsen. Vai Fio, bisogna fare la prima vittoria. Non è prevista pioggia, sì, dopo mezz'ora, ma siamo iper tranquilli. Vai raga. Go, go, go. Buona partenza del francese. Dai ragazzi, adesso voglio proprio una lane devastante. Concentration massimale. I ferraristi si aspettano la vittoria e qua Imola. Mi a quel cordolo là. Primo giro andato. Senna a 0,5 comunque. Mamma se ne dura. Devo stare concentratissimo ragazzi, con sta macchina non posso sbagliare nulla, non è la McLaren che mi permette di salvarmi all'ultimo. Ma basta un cordolo preso male ed è finita. Quando staremo attenti a questo passaggio qua. No, miracolo. Però Senna è vicinissimo adesso. Concentrazione massima. Manca ancora un'eternity. Dai raga.
Manca ancora tanto, un buon vantaggio, sto guidando bene, ma le dura. Ancora fastest di Alain. Uno e 6 di vantaggio, tensione altissima qui a Imola per Prost, la Ferrari, i tifosi della Ferrari. Mamma mia, inchiodata, questo è il punto peggiore per me. Vai raga. Tensione senza senso. Siamo a metà gara, 1,7 di vantaggio, ma è ancora lunga, è eterna, l'Eternity Glory di Prost, che vuole questi 9 punti. Dai, che sta andando bene anche noi come giocatori. 88-89, 2 vittorie per Senna, ma 2 vittorie anche per noi. Come appunto driver Kume. Molto bene. Manca ancora Fiori, cioè le dure. Intanto stiamo guidando anche bene, ma 2-6 di vantaggio. Però basta una curva sbagliata qua e sei fottuto. Ricordoli. Oggi quelli della Ferrari sono veramente senza respiro. Boom boom. Giro perfetto qua di Alain. 4 laps remaining.
È lunga ancora. Quattro e 8, grandissimo lane per il momento. La macchina deve tenere ovviamente. Three laps, 3 laps. Quattro e 9. Mamma mia raga, tensioni alle stelle. Two laps, 2 laps. Se sono in palle non sbaglio niente, sono ancora anche con la Ferrari posso dire la mia, Andiamo a portare il titolo a Maranello. Mamma mia. E inizia l'ultimo giro. Dai che Alain vuole la prima vittoria in Ferrari. Mamma mia. Ultime curve. Alain è pronto a vincere la prima gara con la Ferrari proprio a Imola.
Signori, Alain vince la prima gara stagionale a Imola, la prima gara con la Ferrari. Dai cazzo, sì. Winner, bravo Alain, bravo Alain. Mamma mia. Ragazzi, ecco la classifica: Berger 16, Senna 15, Prost 15, Butzen 11, ma i primi tre antologia. Ma ragazzi, comunque Berger 89 terzo e 88 terzo, cioè ragazzi, Berger e Berger. C'è poco da fare, rompe sempre i maroni che era lì in questo momento è in testa, e la costruttore invece McLaren, come sempre, domina. Per il momento Senna, Prost, Berger la vittoria, Prost, Alesi, le pole, Senna non ha ancora una pole, incredibile. Raga, un saluto da Comando, ve ne siamo. Ciao!